Sì, grazie. Intanto grazie Simonetta per l'opportunità di discutere di queste cose importanti di cui stiamo parlando oggi e grazie al sindaco che resiste ancora e ci ha ospitato così bene. Io sono Paolo Giannò e lavoro all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, quindi professionalmente mi occupo di queste cose. A tempo perso, diciamo, sono anche consigliere comunale, ma diciamo che questa è un'altra cosa. Oggi volevo portare alcune riflessioni, un contributo che deriva più forse dalla mia esperienza professionale, anche se naturalmente darò il taglio che proviene dalla visione che naturalmente ho io della problematica. Che cosa manca rispetto alle problematiche ambientali al nostro Veneto? Ma c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che sono tante le cose che mancano, però volendo scegliere, perché anche quando si ragiona sulle idee, poi proponendosi agli elettori bisogna fare una scelta di priorità, no? Direi che prima di tutto è necessario un cambiamento. Perché dico questo? Perché assistiamo rispetto alle politiche ambientali a situazioni nel nostro Veneto di conservazione. Cioè non conservazione in positivo, nel senso di conservazione, tutela e salvaguardia, che non sarebbe neanche male, ma di conservazione rispetto ad una incapacità a rispondere a quelle emergenze che, come già più volte stamattina ci è stato accennato, ci interrogano e non soltanto ci interrogano, ci richiederebbero un cambiamento di rotta drastico. Sicuramente la crisi che ormai dura da 6 anni e più, se ne sentiva già prima del 2008, non arrivo, porta con sé, e dico anche nasce dall'evidenza che il modello di sviluppo che conosciamo non esiste più, non è più il modello di riferimento. Anche quando stamattina ho visto il confronto tra usciremo dalla crisi tra 18 anni se succedono cose analoghe a quelle che successero nel 29, cioè è un paragone che non può essere, proprio perché dobbiamo mai pensare che, e questo è un dato confermato a tutti i livelli scientifici, a luglio di ogni anno abbiamo già esaurito ciò che la Terra ci può dare in un anno. Quindi questo vuol dire che quello che prendiamo da agosto in poi, cioè anche oggi, sempre in maniera virtuale, innesca un processo di progressivo esaurimento delle risorse naturali e quindi progressivamente della vita sul nostro pianeta. Ma insomma, noi Veneto abbiamo l'ambizione di essere, non dico il centro, ma una parte importante, insomma, e dobbiamo dare il nostro contributo. Quindi cambiamento, che vuol dire progresso delle idee, quindi dovremmo essere i progressisti diciamo, di iniziative cioè i propositori di iniziative che in tema di ambiente prendono di petto le problematiche e cercano di dare delle risposte proporzionate alle problematiche. Prima di tutto si tratta di un cambiamento culturale non solo degli amministratori, perché gli amministratori poi sono figura degli elettori e rappresentano i cittadini. È un cambiamento culturale che deve coinvolgere tutti, la nostra gente, deve essere in un certo senso un ribaltamento della visione che abbiamo della nostra vita stessa, del nostro modello di vita, e questo ribaltamento deve portare al primo posto, oltre alla persona, ma questo voglio dire non lo metto in discussione, ma prima ancora o alla pari del benessere economico deve venire il nostro territorio, la nostra salute, le nostre relazioni, intendendo per relazioni sia le relazioni tra le persone ma anche con la natura, che è parte e condiziona, anche se non ce ne accorgiamo, il nostro benessere. Solo su queste basi si può costruire uno sviluppo sostenibile, cioè se tutti consapevolmente contribuiscono e partecipano a questo cambiamento. Quindi mi è piaciuto molto anche quando Simonetta ha introdotto la giornata con questo chiaro indirizzo
ad un risveglio, ad un richiamo alla partecipazione di tutti, politica, perché questo è proprio quello che è necessario anche dal punto di vista della salvaguardia dell'ambiente. Ecco, qual è la chiave di lettura del cambiamento? Veniamo alla fase propositiva. Scusatemi se sono sintetico, ma i tempi lo richiedono. Qual è il paradigma del Veneto che vogliamo? È quello che manca. Ma a mio parere non è niente che non sia già stato detto, perché sta in tutte le normative, no? dai documenti, dalla dichiarazione di Rio del 92 via via fino a tutti i regolamenti comunitari, eccetera eccetera. Semplicemente dobbiamo permeare i nostri comportamenti, quindi le nostre scelte politiche, secondo l'uso efficiente, avendo come obiettivo l'uso efficiente delle risorse. Tutto qua, non è molto di più, perché questo vuol dire, ad esempio, basta sprechi. Basta sprechi vuol dire non produrre più rifiuti, vuol dire sfruttare l'energia per il massimo delle sue potenzialità, e in questo modo si riducono le emissioni e si fa l'aria pulita. Vuol dire basta consumare il territorio, basta alterare il paesaggio o distruggere la natura, basta sprecare acqua e così via. Insomma, cioè, l'uso efficiente delle risorse richiama in sé tutti questi elementi. E mi piace anche fare riferimento a questo paradigma, l'uso efficiente delle risorse, perché c'è un forte contenuto economico dentro, che forse le nostre genti possono capire, anzi che molti hanno già capito, perché queste scelte in molti, compatibilmente anche con le risorse che hanno a disposizione, cercano di farle. Però deve diventare, è importante che diventi obiettivo prioritario anche dell'agire amministrativo, perché non è possibile che il cittadino sia più avanti dell'amministrazione. L'amministrazione dovrebbe guidare, orientare e avere una visione di quello che sarà il Veneto del futuro, o diciamo il comune, il territorio del futuro. Non deve rincorrere dei problemi, deve anticiparli. Quindi concludo cercando di riassumere in 3 obiettivi, quasi uno slogan, no? Per cosa dovrebbe segnare questo cambiamento anche rispetto all'attenzione all'ambiente. Il primo obiettivo è questo: 0 rifiuti a smaltimento. È un obiettivo possibile, è un obiettivo ambizioso, ma è possibile. Vabbè, poi faccio l'ultima battuta riprendendo anche questo obiettivo del 0 rifiuti, che non è, guardate bene, un concetto legato solo al rifiuto in sé o alla modalità di gestione dei rifiuti. È proprio quel cambiamento culturale che sta nel fare le cose evitando e prevenendo la produzione dei rifiuti. E poi un secondo obiettivo importante, anche questo secondo me, se ne è molto parlato questa mattina parlando di edilizia, di recupero eccetera, ed è 0 consumo di suolo. Anche questa è una scelta coraggiosa, però credo che ci siano le condizioni per farlo. Ha detto benissimo il sindaco di Lamont, cioè è mai possibile che una famiglia abbandona la casa in cui vive sul territorio alto per andare giù a fondo valle? Allora abbiamo una casa disabitata con un territorio non presidiato e dall'altra parte tutti i problemi che si creano dall'ammassarsi delle persone con i servizi e i costi eccetera eccetera. Ecco, questo penso che sia un obiettivo, anche questo da vedere in modo non più complessivo, non semplicemente non si costruiscono più case nuove, che in sé può essere anche visto come una privazione, ma va visto in senso complessivo. E l'ultimo, direi, energia a 0 carbonio. Anche questo è un obiettivo che si dice forse nel 2050 si riuscirà a raggiungere. Anche questo combina 2 aspetti, cioè l'aspetto, come è stato detto stamattina bene, del dare priorità al risparmio energetico e all'efficientamento, perché quello è il modo più economico ed efficace di affrontare il problema, però dà lo spazio giusto
alla necessità di trovare fonti alternative all'energia, perché i discorsi che faceva Bonan stamattina, gas, petrolio, a me ancora spaventano, perché se il destino dell'economia mondiale si basa sulla disponibilità di queste risorse, io dico dobbiamo fare il possibile per uscire da questo vortice. Allora, sono obiettivi ambiziosi. No, io più che ambiziosi, a me piace chiamarli obiettivi sfidanti. Sono sicuramente degli obiettivi sfidanti, credo che siano possibili, e qua torno all'esempio, per concludere veramente, che mi riporta a parlare di rifiuti. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Veneto è una realtà. Il Veneto è prima regione in Italia, è l'area in cui la raccolta differenziata è più alta nel mondo, e questo risultato è soprattutto evidente in provincia di Treviso. In provincia di Treviso abbiamo ormai una media di raccolta differenziata, adesso che si è unito anche il comune di Treviso, che supera il 70%, e credo che anche l'80% sia un obiettivo vicino. Ebbene, perché a Treviso di più anche rispetto alle altre zone c'è questa particolare situazione? Perché nel 1994, 20 anni fa, provincia di Treviso è rimasta senza discariche. Improvvisamente da un giorno all'altro i rifiuti sono rimasti per strada. Un assessore illuminato, che ad alcuni sembrava una persona strana, era un verde, e evidentemente aveva visto altrove che questa esperienza era possibile, si poteva fare, si poteva provare, ed ha provato ed ha detto: i rifiuti ve li portiamo in una discarica temporaneamente, però voi obbligatoriamente, se voi obbligatoriamente comuni, iniziate a fare la raccolta differenziata. Così è stato 20 anni fa, e adesso ne vediamo i risultati. Ecco, a me piace che anche in questo Veneto del futuro ci siano amministratori illuminati che aprono queste possibilità, perché tutti i cittadini, ciascuno per la sua parte, possano dare il loro contributo. Grazie. Grazie Paolo.